Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati alla seconda puntata settimanale di Autodafè, che quest'oggi ha l'immenso piacere di ospitare una persona che senza dubbiamente voi conoscerete, riconoscerete, avete conosciuto, state riconoscendo, perché è collegato anche in video oltre che in audio. Sto parlando del nostro Marco Pinti. Peraltro, Marco, buongiorno innanzitutto, noi ci conosciamo da tanti Buongiorno. anni, quindi non affettiamo niente di formale, però io, papa o non papa, enciclica o non enciclica, mi sono rivolto a AI Overview, perché ho detto cosa c'è di meglio che introdurre una persona che si conosce attraverso l'intelligenza artificiale. Dunque, Marco Pinti, secondo quel che ci racconta la sintesi di Gogol all'inizio di ogni ricerca che digiti questo nome, Marco Pinti, viene fuori questa roba qua. Poi vedi se ti riconosci. Vai, vai. Marco Pinti è un Eh, consulente, intanto che è già qualcosa, esatto. un consulente politico, giornalista, saggista, con una lunga carriera nella comunicazione istituzionale e parlamentare. Attualmente ricopre il ruolo di collaboratore presso l'ufficio stampa del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Dopodiché c'è tutta un'altra pappardella, ma già ti riconosci così, ti va bene? Una Allora, lunga sull'E carriera, sono una lunga, d'accordo. a me mi ha colpito lunga carriera. Lunga, lunga. Però sull'E, io sono d'accordo soprattutto sull'E. Mm. È o Cioè, cerca di essere? Perché partiamo da così lì. entriamo subito nel succo del tuo libro, perché parliamo Beh, dai, del tuo insomma, ultimo libro. partiamo dall'E e poi sul cercare di essere, diciamo che si può declinare in molti modi, cercare di essere e non Mm. essere, per restare amletici e all'altezza anche del salotto che mi ospita. Permettimi di salutare con la dovuta anche confidenza e spiegare questa confidenza, salutare tutto lo spettabile pubblico che conserva memoria Vabbè. dei pomeriggi di Rebelot Beh. e il nuovo pubblico che dice ma questo chi cavolo è? Ve l'abbiamo detto con overview, quindi tranquilli, Esatto, più di così. tutto sotto controllo. Peraltramente, in veste di saggista e di scrittore, noi ti ospitiamo stavolta, Marco, dopo che tu hai calcato per tanti anni questi studi di Radio Padania Libera, oltre che di Radio Libertà, nella sua successiva incarnazione e evoluzione. Parliamo di un tuo libro, Libercolo, come lo vogliamo definire? Ma Definiscilo tu, io lo chiamo il librino. perché è snello. Sì. Ed è anche una successione di flash, di pennellate, di aforismi, non so come definirli, di poesie, di brevi frasi, di riflessioni, di tante cose che sono estremamente divertenti, oltre che stimolanti. Il titolo di questo tuo libro è Non si può mai sapere, 77 modi per fare politica senza diventare un pirla, edizioni effetto. Nel post che introduce la nostra conversazione qui su Radio Libertà c'è il link per scaricarlo gratuitamente, ma se volete potete anche cacciare una decina di euro, visto che questa casa editrice ha questa bizzarra idea di pubblicare libri non facendoli pagare, no? Allora, come ti nasce questo libro? A chi è dedicato il libro, oltre che a Bobo Maroni? Chi è stato per te Bobo Maroni? Cosa è stato Bossi? Cos'è Salvini? Ti faccio subito tre domande in una. Bravissimo, bravissimo. Beh, allora, prima di tutto, per chi non mi conosce, nonostante hai overview che ha dimenticato una cosa importante, che io sostanzialmente oggi ho 40 anni, ma da quando ne ho 14 sono un militante della Lega, Ed eccola sostanzialmente. lì spiegato l'aggettivo lunga carriera. Mm. La lunga è quella, nel C'ha senso che ragione io. l'intelligenza artificiale. Oh. Sì, però è interessante come abbia omesso l'appartenenza politica, che per quanto mi riguarda è costitutiva, cioè togliere che sono leghista è una cosa che la dice lunga su certi filtri che ha l'intelligenza artificiale. Hai capito? Sì, 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 non c'è proprio. A profilo, no, lo c'è. Io non ho letto tutto il papiro successivo. Profilo politico, militante, storico, esponente della Ah, Lega. ok. Sei lungo hai Scusa, lunga carriera e non sei uno volevamo. storico. È stato segretario cittadino della Lega Varese, ha Ah, ok, assunto il ok, ruolo ok, di ok, referente c'è, estero. C'è importante che c'è. tutto, non ci manca niente, non ti preoccupare, non scappi. Già vedi il complottismo, già pensavo, vedi, ci hanno censurato e con questo ho dimostrato che sono un vero leghista perché ho Hai subito visto? visto un complotto Ci hai laddove non visto c'era. dietro chissà cosa. E Esatto, invece. i poteri forti fatalmente. Comunque, il libro è scaricabile anche sul sito ilbobo.org, che è dove è Sì. stato pubblicato originariamente, l'associazione che abbiamo fondato per ricordare Bobo Maroni. Mhm. E beh, per me è molto difficile dire che cos'è la Lega perché è talmente inserita in quello che sono io
è talmente che le parole sono veramente difficili. Infatti questo libro tocco l'argomento, faccio outing, dico che sono leghista apertamente, ma faccio sempre un po' fatica a dire che cosa siamo. Le persone che invece hai nominato, Bobo, Bossi e Salvini, è chiaro che per chi vede le cose da come le vediamo da questa emittente, che piaccia o non piaccia è la più vicina, mi permetti questa definizione, al mondo della Lega, la barriera tra il personaggio e la persona è molto più bassa che altrove. Cioè, qui Matteo Salvini chiama per fare gli auguri di Natale, non è una cosa che si fa di solito nelle radio, si fa quando c'è una comunità che ti ascolta e in cui ti riconosci con tutte le sue contraddizioni. E per me è lo stesso, cioè non riesco a scindere Bobo Marroni dalla persona che ho conosciuto e dal maestro che ho avuto a Varese accanto a me in tanti anni. Bossi è la persona che ci ha fatto conoscere tutti, perché questa trasmissione non ci sarebbe questa mattina così com'è se non ci fosse stato Umberto Bossi che si inventava questo popolo prima ancora di inventarsi una formula politica, perché adesso che purtroppo non c'è più, non so se sono l'unico che ha questa impressione, la sua storicità si sta espandendo. Cioè se guardiamo al patrimonio Bossi oggi nel 2026 capiamo che non è solo una storia politica, è soprattutto una storia culturale, una storia di persone che hanno smesso di chiedere il permesso di esistere. E tra queste ci sono anch'io, che non avrei nessun titolo per scrivere dei libri, ma se sento che la mia esperienza è stata significativa, mi metto lì e pagina bianca su pagina bianca riempite, provo a costruire un percorso di quello che ho imparato in 25 anni di militanza della Lega. Salvini l'ho tenuto per ultimo, ma in qualche modo l'ho già citato. Da questi microfoni non vedremo mai il segretario del partito, non vedremo mai il personaggio. Da questi microfoni che erano i suoi microfoni vedremo sempre, non dico il collega, però per te Giulio è stato per lungo tempo un collega di redazione e quindi non riuscirai mai a vedere il leader politico inarrivabile o diciamo il ministro, ma per tutti noi è parte di una comunità e quindi quando c'è questo grado di prossimità finalmente si smette di fare quel dibattito asettico che lasciamo pure agli altri, ma riusciamo a considerare tutto quello che c'è in una persona. Quindi Matteo sicuramente è una specie di grande fratellone, ma non penso solo per me, ecco, penso per tutti quelli della mia generazione che in qualche modo ne hanno determinato anche l'affermarsi, perché un bosco poi genera un albero particolare ed è Salvini, però ci vuole il bosco, e il bosco siamo stati noi, la Lega della seconda o terza generazione, che a sua volta è stata generata dalla Lega della prima generazione. Cioè dobbiamo tenere insieme questo ecosistema, dobbiamo uscire dall'idea che c'è solo una persona o le figurine, prendo questa, tolgo quella. C'è un ecosistema che è ancora unico nel panorama italiano. E non parlo di un partito, parlo di un ecosistema strano, indicibile, di valori, di affetto, di tensioni, che ha forse questo comune denominatore. Siamo tutta gente che ha smesso di chiedere il permesso di esistere. Marco, cos'è che non si può mai sapere, come da titolo del tuo libro? Allora, prima di tutto non si può mai sapere se sei tu il pirla, perché il titolo è... allora introduco l'altra domanda: 77 modi per far politica senza diventare un pirla. Allora ti domando, il rischio è questo che si corre a far politica, a diventare un pirla? Sì, è molto rischioso, è uno degli ambiti in cui diventare un pirla è più facile, perché sei all'interno di un flusso quando fai la politica, è l'unica attività umana che non ammette la solitudine. Anche quando sei da solo non sei da solo, sei sempre in un flusso. E in un flusso, se appena cedi a un compromesso a cui non devi cedere, cedi a una parte di te che dice vabbè, è un attimo che diventi un pirla. La cosa buona è che un pirla non è irreversibile, tu puoi essere pirla un paio d'ore al giorno, ma se te ne accorgi puoi smettere di esserlo, ecco, non è una condanna. Ho trovato simpatica la tua puntualizzazione circa le differenze tra un pirla e un ambizioso, perché dal punto di vista etimologico le due parole hanno una qualche contiguità, no? Magari non ci abbiamo pensato, però è divertente questa cosa. Sì, una sorpresa. Il pirla e l'ambizioso hanno esattamente la stessa radice etimologica, cioè girare intorno. Poi è chiaro che se hai uno scopo, girare intorno non è più girare intorno, è girare verso uno scopo. Allora è un altro discorso, ecco. Però sì, pirla e ambizioso è la stessa roba. Quindi diciamo che un pirla è ambizioso
e viceversa. Allora, Upirla secondo me è ambizioso, però non ha ancora capito che cosa vuole, quindi è in balia degli altri. Cioè, gli basta salire un gradino in più di una scala che si è immaginato lui o con cui lo hanno fregato, facendogli credere che c'è questa scala. Mentre l'ambizioso, che diciamo quello che Dante chiama attivo per fama e per fortuna, va che perle che ti lancio, Bestia. e quello lì ha uno scopo, no? È uno scopo che può essere esterno, ma può essere anche interno, semplicemente fare bene il proprio lavoro oggi è uno scopo, anzi è forse il più nobile di tutti, se vai a vedere poi anche la filosofia intesa come qualcosa di incarnato, cioè c'è questa bella metafora di quello che spazza il vicolo ma lo spazza bene, e sta facendo molto di più di tutti quelli che sono passati e credono di essere chissà chi, ma non hanno lasciato una traccia, mentre quello che ha spazzato bene il suo vicolo ha lasciato un vicolo pulito quella mattina. Tu scrivi, tra le altre cose, il libro non è una narrazione fluente, no? Sono delle pennellate, degli sketch, delle riflessioni, ci sono anche delle citazioni messe in maniera tale da confondere il lettore, perché sono attribuite ad autori che poi uno si immagina essere quelli, ma non sono quelli, poi alla fine si scopre quali sono tu fai la leggenda per capire chi ha detto cosa, no? Citazione da Josip Brodsky a Umberto Bossi, a Primo Levi, eccetera, eccetera. Ma le tue riflessioni sono interessanti. Fare carriera, tu scrivi, è abbastanza facile, basta obbedire finché non si ottiene il permesso di comandare. Questa qui è la tua esperienza su scala locale, adesso a Roma, è così secondo te? Cioè uno che obbedisce poi fa carriera per forza? Allora, è abbastanza facile, nel senso che si fa così e non è così raro. In tutti gli ambiti umani l'obbedienza spesso, gerarchici, l'obbedienza spesso viene riconosciuta e diventa un elemento di stabilità. Non è fare carriera, si intende qualsiasi cosa, dal gommista che diventa capo reparto del reparto gomme a quello che diventa super manager della multinazionale, cioè prendiamo il gesto in generale. Il problema è che quando fare carriera diventa l'orizzonte e capisci questo meccanismo e ti chiedi tu che cosa ci fai lì, perché se è un meccanismo tu diventi una vite e basta. Questo poi non toglie niente all'obbedienza in sé. Ecco, io non ho voluto fare una parte sull'obbedienza perché era difficile, questo libro è stato difficile non renderlo pesante. Spero di esserci riuscito, sono contento che mi arrivano tanti riscontri che non è pesante, e uno dei sacrifici è stato anche fare, diciamo, l'elogio dell'obbedienza che non ho fatto, perché l'obbedienza è una cosa molto importante se ti prendi la responsabilità di obbedire. Questo capovolge completamente quello a cui siamo abituati, no? Uno può dire io obbedisco, quindi sono innocente. No, no, tu obbedisci e quindi sei responsabile quasi quanto chi ti ha dato il comando, perché tu hai deciso di obbedire. E quindi è una scelta di sovranità altissima obbedire. Vuol dire che io davanti a questa cosa faccio io un passo indietro, decido di farlo perché vedo uno scopo. È un gesto molto più Ecco complesso di come... Marco, nel tuo libro c'è una sorta di contrapposizione, poi dimmi se sbaglio, io l'ho interpretata e percepita così, fra l'identità, la terra, la comunità, le origini e lo Stato, la sovrastruttura Stato barra istituzioni. Allora, com'è che metti insieme l'obbedire con questa sorta di anarchismo? Perché l'opposizione fra quello che io sono e quello che è lo Stato, che mi sembra abbastanza chiara nel tuo libro, implica anche una certa dose di anarchia o comunque di individualismo. L'individualismo come si concilia con l'obbedienza e col fare politica dentro un partito, dentro un movimento, dentro le istituzioni, che sono poi parte dello Stato? La prima parte è veramente facile, basta il catechismo leghista, cioè Bossi non voleva abolire lo Stato, Bossi ha semplicemente detto che lo Stato è un strumento delle persone, non è un'entità che sta sopra di te e ha una sua qualche aura di intangibilità, è un cacciavite. Ecco, quando iniziamo a vedere lo Stato come un cacciavite, già la nostra postura di cittadini cambia, perché il Presidente della Repubblica diventa il grande manico intarsiato di un cacciavite, non un'autorità, diciamo, metafisica. Poi dove sta l'individualismo? Questa è la grande sfida, ma di tutti i giorni. La politica fortunatamente si applica a tutti gli ambiti della vita. Dove sono io mentre lavoro? È una grande domanda, no? Perché l'individualismo non è stare come un albero in mezzo al deserto, è riuscire a dare quella unicità che ognuno di noi è chiamato a dare. Cioè una trasmissione di Giulio Cainarca non può farla una voce artificiale, o forse sì, ma non sarebbe la tua. E questo libro è scritto in modo, io spero e vedo che insomma funziona, però
vi porto nello sforzo. È scritto in modo un po' strano, proprio perché io volevo fare un libro che l'intelligenza artificiale non potesse copiare. Perché l'intelligenza artificiale, per esempio, adesso ci spinge a dover essere ancora più io, se voglio dire qualcosa. E devo dire che almeno questo tipo di libro o lo scrivevo io o non si scriveva da solo. Ecco, la macchina lì non ci arriva. E la macchina è un grande liquido di contrasto per capire chi sono io, perché quando ci può essere lei non ci sei tu. Marco, c'è una lirica, una poesia introduttiva, Chi sei per me, ma Sì. a cosa rimanda? A chi o a cosa rimanda? È un momento un po' intimo del libro. Volevo aprire con il pensiero che la politica potesse parlare a una singola persona e non a un pubblico. Ed è la postura che ho cercato di tenere e secondo me è una postura molto efficace in questo periodo, in cui le persone si sono accorte, tante persone si sono accorte che a furia di essere trattate come pubblico vengono in qualche modo ingannate in maniera più o meno consapevole, più o meno giocosa. Quello che manca, secondo me, alle persone oggi, a tante persone oggi, è avere un rapporto personale con la politica, cioè una persona che ti parla direttamente a te e che non sta contando un numero in più, un numero in meno sul pallottoliere. Cos'è l'identità? Che è un'altra delle parole chiave che percorrono il tuo libro, Marco. Allora, come parola non è proprio bella dal lato lessicale perché rimanderebbe al fatto che uno deve essere sempre identico, no? Più o meno si dà quest'idea. Però in realtà l'identità è una buona parola se tu la usi come risultato di una somma di equazioni, di addendi. Direi che il primo è l'io, perché se non ci fosse un io cosciente, ciao, cioè quindi ognuno di noi, la sua unicità. Poi i luoghi, questa è l'altra grande eresia modernissima del leghismo, che io ho solo tradotto perché non ho inventato niente. Conta molto dove sei, il luogo dove sei, incarnato. Chiaro che io adesso sono a Roma, tu immagino sei a Milano, ma c'è il luogo dello studio della radio che comunque fa la differenza perché si porta dietro tutta una storia che se fosse una radio in un'altra regione o con un altro background intorno sarebbe una trasmissione diversa. I luoghi sono fondamentali, non dobbiamo farci fregare dal digitale. Il posto dove usciamo da casa è il luogo che fa la nostra identità, con una differenza che io sono convinto, questa è una mia idea che ho sviluppato camminando per l'Italia, è che non sono le persone che si radicano nei luoghi, ma sono i luoghi che si radicano nelle persone. Cioè un milanese può andare a vivere in Ecuador, ma avrà Milano dentro di sé per molto tempo, probabilmente per sempre. Poi si radicherà anche una parte di Ecuador dentro di lui, dopo che è stato in Ecuador Senti, per un po' di tempo. a proposito E di questa è camminare, l'identità, volevo dire, è difficile sì. da dire, però è un'operazione di questo tipo. Devi prendere l'io, i luoghi dove sei e poi tutto quello che abbiamo intorno. Però forse la cosa più importante sono queste due cose, la persona e il luogo dove si muove. Ecco, a proposito di camminare, tu scrivi che è il rito con cui sudi i vaffanculo che non dici. E a me è venuto di pensare, ma non è meglio dirli? Così magari si cammina pure meglio. Questa era ed è ancora, credo, la tesi di un collega ai tempi in cui ero nella vostra redazione, ho piacere di salutarlo, Pierluigi Pellegrin, che ogni volta, ogni estate mi guardava con stupore e sapeva questo segreto e quindi quando succedeva qualcosa in redazione che si vedeva che ero di cattivo umore, Pierluigi mi diceva sempre, per quantificare quanto fosse incazzato, quella di oggi saranno una ventina di chilometri, e io ridevo perché è vero, insomma. Sì, beh, dipende. Io funziona molto bene, ecco, perché diciamo che il vaffanculo, io ne ho detto uno solo nella mia vita, l'ho detto molto bene. Citando De André è stata una cosa che se vuoi meriterebbe una trasmissione apposta. Teniamoli da conto i vaffanculo. Sono importanti, sono momenti importanti nella nostra vita. Quanto ti amo. Quando diciamo un vaffanculo non lo sprechiamo per strada, diciamolo quando serve proprio. Gli altri sudiamoli che fa anche bene. Questa è la mia idea, vedi? Siamo passati anche al coach della salute. E quindi, diciamo, meglio non dirli a sproposito, secondo te, va bene. Diamogli il peso che hanno, perché vaffanculo è proprio una dichiarazione d'amore al contrario, cioè vaffanculo devi proprio essere entrato in una zona in cui te lo meriti, cioè io arrivo, è anche un atto di generosità, cioè ti dico vaffanculo, cioè una roba che veramente sei uscito da tutto e adesso ti prendi questo vaffanculo.
Allora, l'ordine in natura è dare il potere alla società, il disordine è darlo allo Stato. E dall'altra parte tu dici è importante difendere il diritto di ciascuno ad assomigliare a se stesso. E allora la politica cos'è? Perché qui c'è una grandissima dose di individualismo. Beh, non è individualismo, assomigliare a se stesso vuol dire che la politica non Mm. deve entrare nelle mutande della gente, banalmente, perché molto spesso vedo questa cosa che si dice, dobbiamo contrastare l'identità di genere, che le persone possano, cioè uno può fare quello che vuole, la sua autonomia su se stesso deve essere totale, perché è per assomigliare a se stessi e nessuno può toccare quel diritto, cioè ci deve essere un confine che separa la dialettica politica, anche cruda, dal fatto che io riconosco che l'altra persona è sovrana sulla sua vita. E questo è la cosa che non crea un individualismo, ma crea una società fatta di persone più o meno libere. Ed è quello che diceva Bossi in quella citazione che hai detto, sostanzialmente. Cioè, l'ordine e la disciplina, invocare l'ordine e la disciplina dallo Stato, ha sempre creato nella storia il disordine e l'indisciplina. Le società stanno bene quando ad avere il pallino è la società stessa, quando sono i territori, per dire una parola che ci capiamo, no? Quando un territorio, una terra L'autogoverno, diciamo così. si autogoverna, poi sa lei quanto può essere generosa. Non deve arrivare qualcuno a dirglielo da fuori, quanto deve distribuire la sua ricchezza, perché la produce lei. E quindi i problemi della disuguaglianza, se tu trattieni le tue risorse e le puoi amministrare, è un problema che fai a chilometro zero, conoscendo la situazione, senza astrazioni, perché sono le astrazioni che poi creano le contraddizioni che viviamo oggi e tutta la serie di reazioni da frustrazione, tra cui quella di invocare l'ordine e la disciplina senza guardare da dove viene questo ordine e la disciplina. Marco, tu scrivi che l'Italia è una parola, anzi due. C'è una parola di troppo? No, l'Italia è una parola ed è, sai cos'è? Grazie sempre a questa magnifica formazione che ho avuto in una radio che hai giustamente ricordato, una volta si chiamava Radio Padania Libera. Io ho avuto il privilegio che i miei coetanei non hanno avuto. Per me l'identità italiana è un problema da quando sono ragazzino, perché non è un dato assodato. E il punto a cui sono arrivato, facendo però 2000 chilometri a piedi per tutta Italia, quindi un pochino ho studiato questo paese a modo mio, è che non è un luogo, non è un'identità l'essere italiani, ma è un carattere. E un Sì. carattere prescinde dal fatto che possa esistere uno Stato, 2 Stati, 3 Stati. Infatti l'Italia per molto tempo ha avuto 10 Stati, però un carattere probabilmente già c'era. E adesso si vede di più, ovviamente, perché essendo tutti sotto lo stesso tetto, ed è un carattere che prescinde dalla politica, però la determina, perché il carattere poi è il fuoco che scalda tutta la casa. Te scrivi anche che gli unici europei sono i lombardi, perché Sì, sono stati dominati un po' da tutti. ma io non sono d'accordo che siano stati dominati. I lombardi sono stati semplicemente spagnoli. Gli spagnoli più lontani dalla Spagna, sono stati gli austriaci più lontani da Vienna, però eravamo austriaci e questo oggi è diventato un patrimonio emotivo che se tu ti connetti alla tua storia è meraviglioso, perché quando io vedo uno spagnolo io lo riesco a sentire come un mio compatriota, perché dico, noi siamo stati con loro 200 anni, diciamo, siamo pieni di ex fidanzate in giro in Europa, siamo gli unici che si sono fidanzati con tutti, ci manca l'Inghilterra, però è anche vero che i lombardi assomigliano un po' agli inglesi, quindi diciamo che forse non sono mai venuti da noi perché siamo un po' cugini, troppo simili. Marco, tu scrivi una cosa che mi ha inquietato, adesso me la devi spiegare per bene, perché no, te la dico, perché tu a un certo punto chi ci sta ascoltando avrà capito che questo è un libro fatto per pennellate, non è una narrazione compiuta, no, dalla A alla Z, è una serie è costituito da una serie di osservazioni e di considerazioni che partono dal tuo far politica, no? Sostanzialmente, Sì, dal tuo sì, ragionare sì. intorno alla politica. Il conto si paga a rate, te scrivi, di coerenza a brandelli, si impara a farsi schifo, a non riconoscersi più, a tacere per viltà e a chiamarla prudenza. Allora anche questo fa parte del far politica, ma non è un abiurare a quel se stesso che invece tu esaltavi prima, in qualche modo. No,
Beh, quella è una pagina che ho messo verso la fine, perché sentivo che mancava qualcosa e bisognava raccontare e mettere in fila anche gli elementi del fango che si c'è. impara a farsi schifo, è un po' forte come discorso. Però è proprio quello che succede, perché non è semplicemente farsi schifo un momento, non è un momento, è purtroppo un imparare a farsi schifo, cioè tu ti abitui a farti schifo. Insomma, E poi non è una bella abitudine, secondo me. No, non è una bella abitudine, però passarci attraverso è, io temo, uno dei passaggi per fare politica con gli occhi aperti, perché come scrivo un po' nella stessa pagina, chi non se ne accorge forse non muore, ma neanche risorge. Anche qui la buona notizia è che si impara a farsi schifo, a non riconoscersi più, però tu hai sempre una consapevolezza, hai sempre uno sguardo su te stesso che a un certo punto ti fa ripartire. Anche qui cito Bossi, ma lo cito nel libro. Il punto non è fare o meno schifo, il punto è quante volte sei ripartito, che è la cosa più importante. Ed Intanto, è lì la scintilla. Intanto io ti giro un messaggio perché siamo arrivati alle 10:58, fra un minuto ci salutiamo, però Luca da Brescia ci scrive: è un piacere sentire il Marco. Da ascoltatore della radio fin dalla sua creazione posso dire, scrive Luca, che manca il Marco del Re Belot. Mitica la puntata in cui ho fatto sentire la canzone La Baldoria, credo 2020. L'unico appunto che posso fare a Marco da secessionista convinto è quello di essere andato a vivere nella cloaca Maxima a Roma. Un abbraccio a entrambi. Fa il bravo, mi raccomandi. Luca da Brescia. Io faccio una piccola precisazione, chi mi conosce sa che la faccio sempre. Io dico che abito a Roma ma vivo a Varese. Poi mi fai dire una roba a sto punto su Roma? Prego, perché voglio vai. essere veramente onesto. Questa è una città che ha un'identità pazzesca ed è una prova ineluttabile. Se tu non hai un'identità, ti dà la sua. Se tu ce l'hai, la riscopri. Io sono diventato, credo, più varesino, più lombardo grazie a Roma di quanto lo ero a Varese, perché è una città che ha un talmente carattere, talmente forte, sa talmente chi è, che ti mette alla prova inevitabilmente. Dobbiamo salutarci, Marco. Io sono nessuno è un manifesto politico. Io sono nessuno si rifà naturalmente a Ulisse con Polifemo, quando il callido Ulisse se la cava, si salva la vita dicendo io sono nessuno. Però tu in quel nessuno lì ci vedi un manifesto politico, cioè? Allora, la cosa bella è che sono in ansia io per te per lo stacco pubblicitario, questo è proprio tornare a casa, ok? Siamo alle 11 e dopo guarda che c'è Sammy Varin là col bastone. Ma sai che capito? Da 3 minuti io avevo l'occhietto all'orologio, come quando ero in onda. Ti tocca un tweet, dobbiamo salutarci. Poi ricordo a chi ci ascolta che nel nostro post c'è il link. Non si può mai sapere, il libro di Marco Pinti lo trovate sul sito di Edizioni Effetto, sul bobo.org e sulla nostra pagina Facebook di Radio Libertà. Lo può leggere solo nessuno. Esatto, un manifesto politico. Per nessuno. Marco, grazie a Marco Pinti, buona mattinata e buon lavoro. Un saluto a tutti. Grazie, ciao.